Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Vergognosissimo! Mattinata, buongiorno a tutti, è venerdì, ci stiamo avvicinando al weekend, siamo sempre con Vincenzo, c'è anche un nuovo rientro, Piero, detto carta di vero, fa vedere perché ha i tatuaggi, non è perché uno che ha tatuaggi deve essere o drogato, o carcerato, o marinaio, lui è appassionato di Harley Davidson, anzi, da quando? Quanti anni? Da sempre. Da bambino praticamente. Di qua abbiamo il nano Verona Paolo e anche di qua il titolare delle Tre Sorelle che mi ha rotto un po' i coglioni perché mi porta via il giornale, cioè vende i giornali, deve leggere il mio, poi gli spiego tutto. Mi viene Vincenzo spontaneo, poi Tristin che si va dal medico, dottore allora i risultati guarda, problemi seri, però poi se roba per salvare la vita. Oddio, sì, però se puoi fare. Che do questa terapia da prendere tutta la vita, ogni giorno, sempre per tutta la vita. Almeno quella sì. Ecco, allora guardi, che faccio la ricetta per una scatola da 6 doveria bastarci. Un saluto vergognoso. Allora, come diciamo noi, chi l'ha capita l'ha capita, chi non l'ha capita l'ha capita. Poi chi piace, chi non piace, Piacenza o Verona. A breve gli appuntamenti della prossima settimana, abbiamo zona Morsano, no, Castione delle Mura. Beh, ti ho detto di venire. Castione delle Mura, faremo una serata alle Tre Sorelle. E se già 4 anni che dice di fare una serata alle Tre Sorelle, io faccio pubblicità, vedete alle mie spalle c'è sempre il logo Tre Sorelle. Tanto facciamo la mattina. Attendiamo con ansia l'invito del titolare. Un saluto vergognosissimo a tutti. Ciao. Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Podgora, via Podgora. Gallas mi piaci! Vergognosissimo!